Suona la sirena dell'abbastimento, duna lo segnale da partenza. E l'abbastimento s'allontana, lento lento, della banchina, china di lacrime e di sangue. Il nostro museo è stato inaugurato nel 2018 appunto per volere dell'amministrazione comunale, del nostro sindaco Francesco Agnello e di una serie di personalità appunto del mondo della cultura di Villafrati, appunto per ricordare i processi di migrazione che hanno interessato la nostra comunità e oserei dire tutte le comunità dei paesi limitrofi, che già sin dall'ultimo decennio del 1800 hanno iniziato un processo di migrazione verso soprattutto gli Stati Uniti. E poi, appunto, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, una buona parte dei nostri cittadini invece hanno scelto come luogo di emigrazione la Svizzera. Entrando nel nostro museo si può avere la possibilità appunto di ripercorrere tutte le tappe. È importante dire che tutti gli oggetti che si trovano all'interno del museo sono in realtà delle donazioni che i cittadini stessi hanno fatto. E appunto è un percorso interessante, fatto di documenti, fatto di foto, di suppellettili, fatto di manifesti delle società che organizzavano appunto questi viaggi. E cosa importante, si approda a quello che sono le migrazioni dei giorni nostri. Quindi ecco, il nostro museo non vuole essere esclusivamente un luogo della memoria fine a se stesso, ma vorremmo che diventasse un luogo all'interno del quale si possa discutere del passato e del presente per prendere coscienza appunto del presente. Noi ci auguriamo che nel prossimo futuro, appunto, quando il museo ritornerà ad essere fruibile, possa essere visitato non solo dalle persone probabilmente che hanno ricordo di questi processi migratori, ma soprattutto dei giovani che possano, ecco, prendere coscienza di che cosa significa migrare, perché si migra. Questo è un paese che ha attraversato non poche difficoltà a causa della pandemia, tuttora c'è una situazione non semplice che però l'amministrazione e i cittadini stanno affrontando in maniera, possiamo dire, esemplare, dato che è anche molto alto il tasso di vaccinazione. Ecco, nonostante le difficoltà, cosa avete messo in campo per il Natale? Sì, appunto, compatibilmente con quelle che sono le difficoltà e rispetto di tutte le norme che devo dire i nostri cittadini rispettano assolutamente, proprio perché probabilmente hanno un vissuto di questa pandemia molto particolare, comunque di concerto con tutte quelle che sono le associazioni presenti nel nostro territorio, quindi Avis Comunale, la Protezione Civile, abbiamo due associazioni di protezione civile, con l'istituzione del Teatro del Baio e anche di concerto con l'associazione Fascitur, si stanno organizzando delle manifestazioni, alcune che si terranno all'esterno, quindi con delle casette di Babbo Natale dove come dire, si regaleranno dei panettoncini, delle Babbi Natale che scenderanno molto probabilmente dal campanile della chiesa e dei concerti di musica gospel, quindi appunto che si terranno all'interno della chiesa, perché voglio ricordare a tutti che in questo momento i luoghi solitamente deputati per gli spettacoli sono interessati da un processo di ristrutturazione. Con il professor Santolombino, che è il direttore del Museo delle Spartenze dell'area di Roccabusambra, che ha sede a Villafrati. Raccontiamo un po' di questo museo. Ecco, il museo è nato nel 2018 in seguito a una mostra che si è fatta sull'immigrazione siciliana in America. Allora, alla fine di questa mostra il gruppo promotore ha chiesto al sindaco di Villafrati se avesse dei locali per una mostra permanente, per un museo,
che infatti si è formato grazie a una delibera della Giunta e del Consiglio Comunale che ha fatto uno statuto, un regolamento di questo museo che, diciamo, che vuole rappresentare il patrimonio culturale del fenomeno migratorio che c'è stato in 15 comuni del comprensorio che sta sotto l'egida della Rocca Busambra. Il museo comprende vari oggetti, immagini fotografiche, lettere, bauli, valigie e anche una serie di gomitoli di lana, perché era in uso al porto, momento della partenza per le Americhe, che l'emigrante che partiva lasciasse il capo di un gomitolo a un parente che restava sulla banchina del porto, e quindi finché c'era questo legame si era vicini. Quando si rompeva ormai il filo la partenza era definitiva. Un museo che non si occupa soltanto di storia, ma che ha l'obiettivo anche di attualizzare quella che è una tematica estremamente sensibile, quella delle migrazioni in questo caso. Il museo conserva una serie di salvagenti che sono stati utilizzati dagli sfortunati migranti in occasione di un naufragio nei pressi di Lampedusa. Sì. Noi abbiamo una delle sale del museo dedicata agli arrivi da parte delle popolazioni dell'Africa del Nord, dei paesi asiatici e dei paesi dell'est europeo, e abbiamo una grande raccolta di foto del grande fotografo Tony Gentile, un'altra raccolta di Nino Randazzo della ASL di Palermo, che era a Lampedusa il 3 ottobre 2013 quando morirono più di 300 migranti, e abbiamo anche i salvagenti che ci ha regalato Emergency, che testimoniano il dolore, la sofferenza, le tragedie di quelli che cercano di sfuggire alla miseria, alle guerre e ai cambiamenti climatici e cercano dignità in Europa. Nella tua azienda? Noi produciamo latte d'asina. Dal 1999 ho intrapreso questa attività, iniziata per passione e poi durante il corso degli anni è diventata proprio un'attività lavorativa. Noi oggi produciamo latte d'asina fresco pastorizzato, abbiamo circa 100 fattrici suddivise in 100 ettari di terreno. Tra pascoli e seminativi noi alimentiamo i nostri animali con i nostri prodotti. Niente, il latte viene munto giornalmente, viene con delle mungitrici, viene portato al nostro laboratorio, viene poi pastorizzato, imbottigliato e venduto. Ecco, sì. Il mercato del latte di asina. Il mercato del latte d'asina, noi vendiamo principalmente a bambini da 0 in su di anni di vita, perché il latte d'asina è magicamente quasi identico al latte umano, sia come proprietà organolettiche e anche come, insomma, gusto. Per le intolleranze, principalmente per le intolleranze appunto alle proteine del latte vaccino. Poi c'è anche un uso meno conosciuto, che è quello nei prodotti di cosmetica. Sì, abbiamo anche una linea cosmetica, una piccola linea cosmetica, poi produciamo anche dei biscotti al latte d'asina e miele, lo yogurt, sempre con il nostro latte d'asina. Ecco, per chi fosse interessato e incuriosito, sì. Come può raggiungerci? Ok, noi abbiamo un sito e-commerce, vendiamo online in tutta Italia, il sito è www.asinalatte.it, oppure direttamente in azienda o su appuntamento facciamo le consegne su tutto il territorio, tutta la provincia di Palermo. Considerate che fino agli anni 50 l'asino per Villa Fratesi era appunto uno di famiglia, non soltanto un animale, perché veniva adoperato per trasportare il gesso che qui abbiamo, sì, negli appositi appunto
locali, per cui veniva frantumato, caricato addosso di questi asini e poi portate nei paesi limitrofi. E c'erano appunto delle cordate di asini che si vedevano praticamente per tutto il paese. Quanti siete rimasti a fare questo lavoro? Diciamo che in Sicilia gli allevamenti più importanti sono un paio. Poi ce ne sono diversi perché è un'attività che nel corso degli ultimi anni si sta appunto rivalutando per l'uso del latte più che altro, non per il lavoro come si faceva possibilmente nell'antichità. L'azienda è stata segnalata su Eccellenze Italiane, ci hanno iscritto al registro appunto delle eccellenze italiane per il 2021-22. Villafrati è un paese giovane rispetto insomma, a tanti paesini dintorni, quindi come tradizione, l'unica tradizione che abbiamo, che ci portiamo dall'antichità sono gli asini, perché come dicevo prima veniva utilizzato come mezzo di lavoro e quindi tutti ce l'avevano, appunto la maggior parte delle famiglie di Villafrati. Sì, è una sorta di simbolo. Il progetto futuro sarebbe di fare rete con appunto l'attività con il comune e con altre aziende per cercare di portare avanti questa vecchia tradizione anche per i più giovani, perché se ne parla poco, perché per noi avere portarci dietro questa antichità è una cosa normale, mentre vista da altri fuori, mi è capitato spesso di parlare anche con colleghi del nord e racconto questa storia di Villafrati. Che affascina. Sì, affascina, e quindi vorrei cercare di fare rete con altre aziende e con il territorio per trasmettere un po' quello che da dove veniamo poi un po' tutti. Fanno parte dell'Ecomuseo altri enti locali del territorio, privati, istituzioni scolastiche e l'unità di ricerca dell'ex Istituto dei Beni Archeologici e Monumentali IBAN, del CNR di Bagheria, oggi Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale ISPC. Il territorio di riferimento, a vocazione turistico-rurale, mira a preservare e dunque far conoscere gli aspetti culturali e identitari di una comunità che dalle valli del territorio di Lercara Friddi arriva alla costa tirrenica, in particolare al mare di Aspra.